annunciano l'inaugurazione dell'anno giudiziario piena di polemiche, quella che si svolgerà domani a Venezia, che Antenna 3 vi racconterà in diretta dalle 9:45. Diversi magistrati pronti a lasciare l'aula per protesta contro la riforma della giustizia. Intanto la Procura Generale di Venezia chiede rinforzi per contrastare il fenomeno mafia, dall''ndrangheta ai casalesi. Mentre la Casa Bianca posta sui canali social le foto dei migranti verso l'imbarco degli aerei, il segretario di Stato Vaticano e il cardinale veneto Parolin parla di scelta triste che il Papa non condivide. Ritrovata l'auto usata dal comando armato che ieri sera ha seminato il panico assaltando una gioielleria di Verona, fuggendo con un bottino di 800.000 euro. Una testa mozzata di cinghiale, macabro ritrovamento questa mattina davanti all'ufficio anagrafe del comune di Monselice. Il sindaco Bedin spero si tratti soltanto di una bravata. Straziante il messaggio social della compagna di Nicolò, Mattia Coppola, il 25enne rimasto ucciso nello schianto di Canoghere che stava per diventare papà. Il team di ricerca internazionale coordinato dall'Università di Padova ha scoperto la pianta più vecchia del continente europeo. Si tratta di un arbusto di 1647 anni fa in Lapponia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto. Dunque, domani puntatevi l'orologio alle 9:45. Antenna 3 vi mostrerà in diretta, vi racconterà in diretta con un'edizione straordinaria la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, e sarà una cerimonia, si preannuncia almeno una cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario piena di polemiche, quella che si svolgerà in Corte d'Appello. Diversi magistrati infatti potrebbero lasciare l'aula in segno di protesta contro la riforma della giustizia. Peraltro il sistema in Veneto continua a patire una forte carenza di organico. Io ricordo nella mia prima esperienza veneziana tra il 99 e il 2008, anch'io partecipai in toga nera, alzandomi e uscendo in una certa particolare circostanza. È vero che non sarà la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che magistrati usciranno dall'aula in cui si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, ma quella che avverrà nella sede della Procura Generale e Corte d'Appello di Venezia, quando prenderà la parola in nome del governo il sottosegretario Andrea Ostellari, intende essere un grido d'allarme contro una riforma costituzionale della giustizia accusata di indebolire la giustizia. Nel mirino della protesta non c'è solo la separazione delle carriere di magistrati requirenti e giudicanti, c'è l'istituzione di un'alta corte disciplinare che giudica sia in primo che in secondo grado senza possibilità di ricorso in Cassazione, c'è lo spezzettamento in due del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui componenti saranno sorteggiati. Io chiedo ai cittadini, l'estrazione a sorte risponde al principio uno vale l'altro. Guardatevi in famiglia, guardate intorno, guardate alle assemblee condominiali e domandatevi se il principio l'uno vale l'altro può essere un principio per un governo autonomo. Se la politica vuole cambiare la magistratura, c'è una cosa che la politica non cambia per la magistratura: la carenza d'organico. La media delle scoperture del personale amministrativo negli uffici giudicanti veneti, ad esempio, è del 37,4%, con un picco del 48% a Belluno, quindi 46% a Venezia, 43% a Vicenza, 32% a Treviso, 29% a Padova. Magistrati e personale amministrativo stanno facendo tutto il possibile e anche più di quello che potrebbe essere loro chiesto. Noi ce la mettiamo tutta, ma a un certo momento uno scoppia. Lo sforzo si vede. Le pendenze sono scese del 30% alla Corte d'Appello di Venezia, del 21% a Vicenza, del 17% a Padova, del 15% a Treviso, del 6% a Belluno. Al Tribunale Ordinario di Venezia invece c'è stato un aumento del 124% per le migliaia di richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti di immigrati veneti in Brasile. Il fenomeno ormai è fuori controllo. Su questo deve intervenire la politica, perché solamente il Parlamento potrebbe individuare dei limiti, per esempio sul numero dei gradi di successione. Intanto, sempre oggi alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che lo ricordo seguiremo domani in diretta dalle 9:45, viene lanciato un allarme da parte della Procura Generale. Parliamo di imprese venete che fanno gola alla criminalità organizzata, dall''ndrangheta a Verona, Vicenza e Padova, ai casalesi nel veneziano. Ormai le mafie sono radicate nel tessuto economico veneto, servono rinforzi. I capi calabresi
delle cosche che si trovano appunto giù, hanno raccomandato a chi opera nelle locali qui della zona del Veneto di mantenere un profilo basso, perché non vogliono attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Durante i processi lo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, l'ordine dalla Calabria è di agire con discrezione e in effetti di 'ndrangheta in Veneto si parla ancora molto poco, ma l'attività economica in Veneto dell''ndrangheta ha già da tempo perso i contorni della semplice infiltrazione per evolversi in un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sono degli indicatori che sono molto significativi del fatto che qui è molto attrattiva la nostra regione per le organizzazioni criminali, e quindi qui va svolta l'attività di contrasto. C'è l''ndrangheta presente in queste 4 province qui, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, e poi c'è i casalesi, sono in provincia di Venezia. Più di 30 anni fa Falcone aveva definito la mafia una potenza economica che agisce oltre i confini della Sicilia. Ebbene, in Veneto operano 464 aziende di terza fascia, cioè con un fatturato sopra i 100 milioni di euro. In Sicilia solo 36. E allora è evidente che questo sia un territorio molto più attrattivo per gli affari e che sia riduttivo, se non addirittura fuorviante, indagare solo in certe regioni meridionali, quando i grossi fatturati avvengono qui. Ritengo che questo sia il momento, visto che domani saranno presenti il sottosegretario alla giustizia e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per chiedere ad entrambi un apporto immediato di personale per rimpolpare questi organici che sono peraltro ridotti, che non tengono conto dell'evoluzione di questi ultimi anni. Cambiamo argomento, ospite d'eccezione all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio a Rubano, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale veneto Pietro Parolin, riflette oggi sul nuovo corso della presidenza di Donald Trump a partire dalla partenza dei primi aerei di rimpatrio dei migranti. Una situazione molto triste, dice Parolin, non la condividiamo e il nostro è un richiamo morale, ma ci vuole ancora di più dialogo dunque con l'America. Non è evidentemente quello che noi condividiamo, questo qui è triste, è molto triste, ecco, che ci sia. Sì, che ci sia questo e che invece non si cerchi appunto di mettere in atto quello che il Papa sempre dice, no? Questo dell'accoglienza, dell'integrazione, della protezione, della promozione. Quella foto postata sui canali social della Casa Bianca e quella scritta: i voli della deportazione sono iniziati. È il nuovo corso di Trump per i migranti, giudicato triste e sbagliato dal Vaticano. Il segretario di Stato parla di moralità. Non abbiamo strumenti per intervenire, però il nostro è un richiamo soprattutto morale, è un'esortazione soprattutto morale, a prendere sempre in considerazione la dignità delle persone e le loro necessità. Ma per questo, sottolinea il cardinale Pietro Parolin, c'è bisogno di ancora maggiore dialogo, oggi forse più di ieri. Non sono ancora previste missioni diplomatiche ufficiali della Santa Sede negli Stati Uniti, ma il percorso è quantomeno in agenda. Noi, come sapete, come diplomazia della Santa Sede cerchiamo il dialogo con tutti, ecco, non ci sono preclusioni di principio, quindi anche con la nuova amministrazione americana ci sarà, anzi forse di più ancora, ci sarà bisogno di dialogo, ci sarà bisogno come dire, di parlarsi, proprio perché su questi temi evidentemente la Santa Sede è un po' agli opposti, ecco, soprattutto per quanto riguarda il tema dei migranti, soprattutto quanto riguarda il tema dell'accoglienza, eccetera. E quindi io credo che, come sempre, continueremo a proporre un dialogo per cercare di far valere anche le nostre ragioni e di avere un approccio umano soprattutto. Dialogo e svolta per il mondo violato dai conflitti, bene la tregua di Gaza, ma la strada è ancora lunga. Credo che è da valutare positivamente, nel senso che da tanto tempo e da più parti il Papa in primo luogo aveva sempre chiesto il cessate il fuoco, che si sia arrivati attraverso un accordo tra le due parti, certamente è un passo significativo. Adesso bisogna consolidarlo e soprattutto pensare al futuro, ecco, di questo territorio, soprattutto un futuro di prosperità materiale e spirituale, e questa è una grande sfida, quindi è certamente una cosa buona, liberazione degli ostaggi, liberazione dei prigionieri, ma
qua evidentemente siamo appena agli inizi. La politica, i big della politica in Veneto in questa giornata. Vedremo nel telegiornale di Treviso le parole del segretario di Azione Carlo Calenda, che è stato a Padova ed è in questo momento a Treviso, e ha detto con Zaia e con Mario Conte si può ragionare, parlando evidentemente delle regionali ma anche poi a Treviso. Insomma, l'avevamo raccontato, no? Che c'è questa azione che lascia le porte aperte a un'eventuale alleanza della Lega in un'eventuale corsa solitaria. E poi Elly Schlein, che è stata questa mattina al Petrolchimico a Marghera, è a Mestre in questo momento per un evento e poi sarà nel Bellunese più tardi. Allora, sul terzo mandato Chiara, la segretaria nazionale dei Dem, e intanto il PD che sta lavorando al campo largo. Il Partito Democratico è contrario al terzo mandato e questa regola per noi deve valere per tutti. Noi stiamo lavorando anche in questa regione insieme alle altre forze politiche e civiche all'opposizione per costruire un'alternativa e farlo sui grandi temi di priorità anche per i veneti. Ne ho parlato: la politica industriale, il lavoro, i salari, il potere d'acquisto delle persone, la sanità pubblica che è in grande difficoltà con liste d'attesa molto lunghe, e anche la scuola. Queste sono le priorità che il Partito Democratico vuole portare per la costruzione dell'alternativa anche in vista delle prossime regionali in Veneto e di altre partite importanti, a partire da quella che si giocherà presto anche qui a Venezia. Così Elly Schlein. Intanto, a proposito di regionali, domani partono in tutte le piazze del Veneto, lo avevamo anticipato a Ring con il segretario Alberto Stefani, i gazebo della Lega, la Lega che chiede ai cittadini veneti se il candidato governatore, come vuole il Carroccio, deve essere della Lega. È un'iniziativa appunto che fa discutere. Lo commenta nel prossimo servizio anche il numero uno degli azzurri di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, e poi c'è un Roberto Marcato che dice bene essersi ricompattati in Veneto, ma bisogna guardare adesso anche al Congresso federale. Sentite. È un'iniziativa legittima, ovviamente, che però a decidere il candidato governatore, come è stato per Luca Zaia 15 anni fa, come è stato per Giancarlo Galan prima di lui e per qualsiasi altro candidato governatore del Veneto e di tutta la regione d'Italia, la decisione viene presa dai segretari nazionali dei partiti di centrodestra. E così sarà anche per il Veneto. Lo ripete da sempre e lo ribadisce. Con buona pace dei leghisti veneti, alla fine sarà il tavolo nazionale a Roma a decidere chi guiderà il centrodestra alle regionali. Così, mentre è pronta a partire in tutte le piazze la raccolta firme per chiedere ai cittadini se il candidato governatore deve essere del Carroccio, iniziativa lanciata da Alberto Stefani negli studi di Ring martedì, il numero uno di Forza Italia in Veneto la guarda più come un tentativo di mostrare i muscoli. La Lega la fa per dimostrare il suo peso, ma la decisione poi è nazionale. Non teme lo strappo nel centrodestra? Non potrà esserci, mancano ancora 9 mesi alle elezioni e quindi è normale che adesso ci sia un po' di schermaglia, ognuno cerca di portare acqua al suo mulino. Una Lega che però sembra aver ritrovato nell'obiettivo verso Palazzo Balbi la sua compattezza dopo le burrasche degli ultimi mesi. Ne è convinto per primo Roberto Marcato, che a Focus TG rivendica di essere stato il primo a spingere verso una soluzione identitaria, sancita da quel squadra che vince non si cambia al Consiglio federale. Il fatto che si sia detto in maniera chiara e netta che il candidato deve essere della Lega, pena addirittura lo spaccare la spaccarsi dell'alleanza, è un tema politico importante. Portata unità in Veneto, ora però c'è da far navigare tutta la Lega in acque sicure, spiega Marcato, a partire dal Congresso federale, dove invertire la rotta di un crollo di consensi causato proprio dalla identità offuscata. Il nostro elettore a un certo punto non ci ha più riconosciuto. E quindi noi dobbiamo ritornare ad essere interlocutore principale del nostro territorio. E Bulldog fa capire come la sua vis polemica nei confronti dei vertici federali non è certo mutata. Salvini è avvertito. Se il partito avrà la forza e il coraggio di mettere in campo alcune linee programmatiche chiare, per me Salvini, se sposa questa linea, può rimanere segretario a vita, ma la precondizione necessaria è che ci sia la questione del Nord. Non è un tema su cui possiamo discutere, la questione del Nord è un tema vitale per il nostro partito. Se invece la Lega
come in qualche momento si è vista, nazionale, diventa un partito a trazione centro-meridionale, no, non va bene. La cronaca monta una cifra compresa tra i 700 e gli 800 mila euro il bottino della rapina compiuta ieri sera alla gioielleria Grielli a Santa Maria di Zevio, Verona. Lo confermano e hanno confermato in mattinata i carabinieri di Verona che indagano sul colpo messo a segno da 5 banditi armati di pistole e fucili e coinvolti coperti da passamontagna. Il comando è entrato nella gioielleria poco prima dell'orario di chiusura, all'interno anche 3 clienti. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dal personale gioielli, preziosi orologi. Il figlio del titolare ha reagito ed è stato ferito alla testa. Gli investigatori dell'arma hanno già ritrovato l'auto utilizzata dalla banda per la fuga, una Fiat Doblò rubata e abbandonata a poca distanza. E poi un macabro ritrovamento, siamo a Monselice nel Padovano davanti a uno degli uffici del comune, pensate, una testa mozzata di cinghiale. L'allarme è scattato intorno alle 7:30. A quell'ora un operatore ecologico che stava svuotando i cestini del giardino attorno al comune di Monselice ha notato un sacchetto verde posato sui gradini dell'ingresso secondario dell'ufficio anagrafe su via Tortorini. Grande la sorpresa nel vedere all'interno i resti di un cinghiale. Immediato è scattato l'allarme che ha raggiunto tra i primi Giorgia Bedin, sindaco di Monselice. Non sappiamo esattamente quale sia la finalità di questo gesto, non ho motivo di pensare che possa essere intimidatorio, perché insomma non ci sono situazioni particolarmente calde o particolarmente problematiche nella nostra città rispetto a quello che l'amministrazione o gli uffici stanno facendo. Di conseguenza presuppongo e spero che sia semplicemente una bravata. Tra i primi ad arrivare sul posto i carabinieri che stanno conducendo le indagini, l'autore potrebbe avere le ore contate. Il percorso dell'individuo è stato filmato dalle telecamere, è stato visto arrivare su un'auto, un'utilitaria, il cappuccio calzato in testa, un sacchetto della spesa verde in mano. Poi è arrivato qui, è salito sui gradini dove ha depositato la testa del cinghiale con le 4 zampe perfettamente pulita. Come vedete, l'area adesso è stata sottoposta a sequestro. Un gesto che desta preoccupazione, tanto che il sindaco in mattinata è stato contattato dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Michele Cucuglielli. Sicuramente un po' di preoccupazione, certo c'è, insomma, però sono anche serena dal punto di vista che insomma le indagini sono in corso. La videosorveglianza ha fatto il suo lavoro come doveva farlo, quindi penso insomma che ci sia ancora poco tempo prima dell'individuazione del soggetto responsabile, poi capiremo il perché. Resta alta l'emergenza cinghiali nell'area dei Colli Euganei, ma il sindaco Bedin pensa che si possa escludere un legame con il gesto compiuto. È sicuramente un'emergenza per la nostra area, però non vedo perché al comune di Monselice, posto che insomma sì, siamo un comune del Parco Colli, però non abbiamo una competenza specifica su questa materia e non abbiamo neanche assunto provvedimenti ultimamente al parco che possono dire vabbè, vado a Monselice perché è il comune più comodo per me, però non ne vedo veramente la ragione. Disagio alla viabilità, i vigili del fuoco al lavoro sul passo San Pellegrino in comune di Falcade per un incendio che ha coinvolto, lo vedete nelle immagini, un autobus in sosta in prossimità della partenza degli impianti di Col Margherita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Trentino Alto Adige tramite i distaccamenti di Soraga e Moena per domare le fiamme, mentre è stato escluso il coinvolgimento di persone. È straziante il messaggio sui social della compagna di Niccolò Mattia Coppola, il 25enne rimasto ucciso nello scontro con un camion a Canoghera, l'abbiamo raccontato ieri, e che, ricordiamo, stava per diventare padre. Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia. Le dirò che persona bella e speciale tu fossi. Inizia così il messaggio lanciato sui social da Siria, la compagna di Niccolò Mattia Coppola, il 25enne di Marghera, che a marzo sarebbe diventato papà. Una tragedia nella tragedia, una vita spezzata invece dallo scontro frontale con un camion, un incidente spaventoso, tanto che la sua Alfa 147 si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e spezzata in 2. Un incidente avvenuto a Canoghera. Il giovane stava viaggiando da Meolo, dove stava ristrutturando la casa in cui sarebbe andato a vivere con la famiglia, la compagna e la figlia che nascerà tra poche settimane, in direzione di Mestre per recarsi al lavoro alla Fincantieri. Un incidente avvenuto in un tratto della Triestina, giudicato pericoloso, con altri incidenti verificatisi in quel tratto. I 2 veicoli, l'auto e il camion, sono ora sotto sequestro, mentre non è escluso che l'autista del mezzo pesante, come atto dovuto, sia iscritto nel registro degli indagati.
Intanto la famiglia di Nicolò Mattia attende il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale, a meno che non vengano decisi ulteriori accertamenti. Dopo i recenti imbrattamenti con offese rivolte alla polizia, siamo a Padova. La questura ha realizzato una mappatura di tutte le scritte in città, sono quasi 30, e chiede anche al comune che vengano subito cancellate. Offese contro le forze dell'ordine scritte sui muri della città, spesso dal tono violento. La questura ne ha mappati ben 27 a Padova, nell'area del centro storico, senza contare quella eclatante fatta lo scorso 25 novembre proprio nello stabile davanti alla questura, in cui si diceva l'unico sbirro buono è quello morto, scritta subito rimossa. Ora il questore di Padova, Marco Dorisio, ha chiesto al comune che tutti gli imbrattamenti in cui la polizia e le forze dell'ordine vengono offese vengano cancellati. La gran parte delle segnalazioni sulle scritte sono state fatte dai cittadini attraverso l'applicazione della Polizia di Stato UPOL. Tante le scritte fatte di recente in un crescendo di toni ingiuriosi. La Digos ha inviato alla procura un'informativa di reato per vilipendio delle istituzioni. Il questore invece ha formalizzato una segnalazione all'amministrazione comunale con l'indicazione delle strade e delle piazze dove sono state mappate le scritte, chiedendone la cancellazione. Una richiesta che arriva a 2 giorni dal vertice in prefettura, dove all'ultimo momento era stato cancellato dall'ordine del giorno la discussione sull'istituzione delle zone rosse in città, un tema che vedeva l'amministrazione comunale molto cauta, senza contare poi la mozione in solidarietà alle forze dell'ordine presentata lunedì sera in Consiglio Comunale dal consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Turrin, a cui però hanno votato a sfavore parte della maggioranza, come le consigliere di Coalizione Civica. Ancora a Padova, dove il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari ha presentato l'ampliamento dell'infermeria e la nuova area del carcere, 2 palazzi di Padova. Dare sicurezza all'interno di questa struttura per chi qui dentro ci lavora e per chi qui dentro ovviamente è detenuto, e in assolute condizioni di dignità. Poi vedrete infatti anche all'interno di questa nostra nuova struttura quali sono le condizioni che vengono garantite. Il sovraffollamento delle carceri si affronta con nuove strutture, gli svuotacarceri, gli indulti, le soluzioni veloci non funzionano, secondo il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Lo ha detto durante la presentazione della ristrutturazione di un'area del carcere 2 palazzi con 50 nuovi posti e l'inaugurazione della nuova infermeria che può ospitare 7 detenuti. La vera sfida è iniziare con il piano carceri e dare atto che questo piano carceri può funzionare. Qui a Padova per oggi diamo conto di questo, quindi ovviamente non ci fermiamo a questo reparto, ce ne saranno altri che saranno inaugurati non solo a Padova ma in tutto il Triveneto e anche in tutto il paese. Svuotare le carceri vuol dire liberare detenuti che non sono pronti al reinserimento, un percorso che si ottiene anche grazie al lavoro. Chi impara qualcosa all'interno di questi nostri istituti quando esce non delinque più, e questo è il vero investimento che noi facciamo, non solo per loro, non solo per chi qui dentro ci lavora, ma soprattutto per la comunità del futuro. Le nuove celle avranno spazi e strumentazioni a norma per permettere ai carcerati di scontare dignitosamente la propria pena. La volontà è quella di arrivare a una migliore rieducazione. Il compito fondamentale dell'amministrazione è migliorare la qualità degli spazi oltre che del tempo per i reclusi, perché rientrano proprio in un concetto di rieducazione. Implementare l'infermeria permette cure migliori e logisticamente più razionali. Concentrare l'attività e quindi evitare da un punto di vista organizzativo le uscite per visite specialistiche, per esami e quant'altro. L'inaugurazione arriva a pochi giorni dal saluto all'istituto del direttore Claudio Mazzeo dopo 7 anni alla guida del carcere padovano. Allinea questo istituto penitenziario a quelli che sono i canoni che la nostra Costituzione vuole. È tipico di un paese civile, che la pena deve tendere alla rieducazione e deve essere dignitosa. E credo che possiamo dire che a Padova questo risultato si sta raggiungendo. Di nuovo Verona adesso, centinaia di agricoltori da tutto il Veneto guidati da Coldiretti per una importante protesta. Vediamo perché.
I soci di tutte le federazioni provinciali del Veneto sono qui a Verona per chiedere al governo di stanziare, di sbloccare subito i fondi per quanto riguarda la gestione del rischio e le polizze agevolate in agricoltura. Solo per la nostra regione si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. 20 miliardi il conto pagato dall'agricoltura italiana negli ultimi 3 anni tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, senza contare l'aumento dei costi di energia elettrica e carburante legato alle tensioni internazionali. A farne le spese sono le imprese agricole più piccole. Per questo la Coldiretti Veneto è scesa in piazza a Verona per sensibilizzare il governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni ed agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio. Il valore assicurato delle produzioni agricole per il 2024 ha raggiunto i 10 miliardi di euro in Veneto, spiega la Coldiretti, per circa 65.000 imprese agricole. Contributi per oltre 80 milioni di euro sono ancora in sospeso. Noi abbiamo bisogno di questi soldi, sono 80 milioni di euro che sono già stati stanziati, li avanziamo dal 2015, abbiamo necessità di sbloccare questi fondi per dare risposte concrete alle nostre aziende. Abbiamo bisogno di assicurarci e dobbiamo avere regole chiare per poter proseguire la nostra attività di lavoro nell'agricoltura. Importante è il ruolo dei consorzi di difesa, ma servono interventi dal governo perché la situazione non peggiori nell'anno in corso. Ogni anno aumentiamo il numero del valore assicurato, aumentano le aziende che si assicurano. Questo perché? Perché c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di certezza. C'è bisogno di uno strumento che ci permetta di dare sicurezza e certezza alle nostre aziende dal punto di vista del reddito. Perché se c'è reddito c'è continuità. Se non c'è reddito vuol dire annullare, creare problemi alle aziende in modo tale che ci sarà conseguentemente un abbandono del sistema agricolo. La delegazione di Coldiretti con rappresentanti di ogni provincia è stata poi ricevuta dal prefetto di Verona. Chiudiamo con la scoperta del team di ricerca internazionale coordinato dall'Università di Padova che ha appunto trovato la pianta più vecchia del continente europeo. Si tratta di un arbusto di 1647 anni. La pianta legnosa più antica del nostro continente non è un maestoso albero scampato ai tagli e agli incendi dei secoli passati, ma un arbusto, un ginepro comune di dimensioni ben più modeste che cresce nel nord della Lapponia finlandese. Nonostante il fusto non superi i 10 centimetri, questa pianta ha raggiunto l'incredibile età di 1647 anni, superando di oltre 4 secoli gli alberi più vecchi attualmente riconosciuti in Europa e diventando l'arbusto più antico del pianeta. Complimenti al team di ricerca internazionale coordinato dall'Università di Padova. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, vi ricordo domani 9:45 l'edizione straordinaria per raccontarvi l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, fra poco il TG di Venezia.